Ancora uno scontro mortale sulle strade agrigentine. Appena ieri pomeriggio sulla SS 115 il tragico incidente è costato la vita a Don Patrick, 49 anni, originario del Congo, viceparroco della chiesa di Santa Croce a Porto Empedocle, vittima dello scontro fra due autovetture. Oggi pomeriggio invece teatro di un nuovo mortale incidente è stata la strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta. È tragico il bilancio, un morto e due feriti, di cui uno gravissimo. Coinvolti nello scontro un'automobile e uno scooter su cui viaggiavano due persone. L'incidente proprio davanti al bivio tra la strada statale 640 e la via di collegamento con la via Papa Luciani. Violentissimo l'impatto tra i due mezzi, tanto che lo scooter dopo l'urto si è incendiato. Morto sul colpo Salvatore Montana Lampo, 81 anni, il conducente dell'autovettura, una Seat Cordova Station Wagon. Giudicate particolarmente gravi invece le ferite riportate da uno dei due scooteristi, per il quale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per l'immediato trasferimento in ospedale. Gravi anche le condizioni dell'altro motociclista. Sul luogo dell'incidente si sono subito portati i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere dell'autovettura il corpo del conducente e polizia e carabinieri che hanno avviato i rilevi di rito. Nella zona il traffico è stato a lungo interrotto per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso e le operazioni di trasporto del ferito da parte dell'elisoccorso, atterrato e poi ripartito proprio dalla strada statale 640.